Sindaco Armelao, ordinanza per la chiusura di una parte della spiaggia di Isola Verde, perché questa decisione, Sindaco? Beh, è arrivata una comunicazione urgente dell'ARPAV che aveva fatto delle campionature dell'acqua in delle zone ovviamente del nostro litorale, e in quel punto di Isola Verde sono stati trovati dei batteri e che ovviamente diciamo, la conseguenza di questo rilevamento è che il sindaco ha l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini, e quindi ho provveduto ad emanare una ordinanza con il divieto di balneazione a partire dalla diga del fiume Adige verso nord per 500 metri. Oggi so che ARPAV ritorna sul posto a fare delle altre campionature, e se l'allarme rientra chiaramente, allora io revocherò immediatamente l'ordinanza e i nostri turisti potranno tornare in mare. Ecco, è successo anche l'anno scorso, stessa spiaggia, stesso parte. Ecco, lì c'è un problema presumibilmente dell'acqua che arriva dall'Adige, perché noi diciamo non abbiamo problemi di questo tipo nel nostro litorale, ma è sicuramente qualcosa che arriva dall'Adige e che poi quando esce in mare si fanno una sorta di curva, diciamo, e ce lo si ritrova davanti alle nostre spiagge. Quindi non è una colpa del comune o degli stabilimenti che ci sono a Isola Verde. Ecco, qui è una cosa presumibilmente che arriva dal fiume Adige. Ecco, e i valori sono stati riscontrati in un monitoraggio che quando è stato fatto? No, la campionatura è stata fatta il 15 di luglio. E poi è arrivata subito la comunicazione. Oggi ne faranno un altro di prelievo, e quindi se domani risulteranno negativi, diciamo sotto la soglia di allarme, ovviamente questa quantità di batteri nell'acqua, allora provvederò immediatamente a revocare l'ordinanza di divieto di balneazione.